Buongiorno e bentornati con l'informazione in diretta di Telefriuli con il nostro TG delle 12:30. Penso che dobbiamo guardare il settore delle riaperture ad ampio ventaglio. Ci sono attività ancora chiuse come le palestre e il settore del wedding che non hanno prospettive. Se ci fossilizziamo solo sul coprifuoco ho paura che sbagliamo obiettivo. Dobbiamo guardare a tutto tondo il problema, lo ha detto il presidente della conferenza delle regioni Massimiliano Fedriga a Radio 24. Mi auguro che il coprifuoco possa avere gradualità per arrivare a toglierlo, ma se ci fosse la necessità ancora di qualche settimana, nessuno si straccerà le vesti. È fondamentale riaprire qualche attività con la massima sicurezza. Fedriga è intervenuto anche sulla questione vaccini. Le forniture di AstraZeneca nei frigoriferi non sono un problema, vero? Non c'è dubbio che su AstraZeneca sia stata fatta una comunicazione confusa che ha fatto prendere paura ai cittadini. Però noi dobbiamo usare la chiarezza della scienza. Anche in Friuli Venezia Giulia Giunto abbiamo un'adesione sotto le aspettative in certi target di età, ha ribadito, dovuta a una fascia di popolazione che non intende vaccinarsi, ma anche a una grande fascia che non vuole usare AstraZeneca e questo crea problemi gravi sulla campagna vaccinale. Sugli squilibri delle forniture tra regione e regione, Fedriga a Radio 24 ha detto che il commissario Figliuolo ha portato razionalità e chiarezza nella campagna vaccinale e ciò è stato estremamente utile. Fedriga ha poi fatto sapere che oggi la conferenza delle regioni esaminerà la bozza con le linee guida nazionali per la riapertura delle RSA. È chiaro, ha spiegato, che è necessario cambiare il DPCM di marzo, ancora in vigore, dove si prevede che siano le direzioni sanitarie delle singole strutture a decidere se aprire e come. Questo creerà disparità nei territori e consegna la responsabilità ai direttori sanitari. E rimaniamo sempre sul tema vaccini. 6 cittadini su 10 in Friuli Venezia Giulia preferiscono prenotare l'antidoto anti-Covid direttamente in farmacia. Nonostante la tecnologia e la comoda web app, ci si affida maggiormente al contatto umano. Vediamo le statistiche aggiornate attraverso le 10.000 adesioni processate ieri. Nonostante le possibili code, i cittadini del Friuli Venezia Giulia preferiscono andare in farmacia per prenotare la propria inoculazione del vaccino anti-Covid. A confermare la scelta sono le statistiche registrate nelle settimane precedenti e le 9.787 adesioni registrate ieri. Alle 18 di martedì, su 10 cittadini, poco più di 6 persone avevano preferito recarsi in farmacia. Una invece ha prenotato la somministrazione attraverso il call center regionale. Una seconda persona infine attraverso gli sportelli del CUP. Il contatto umano, seppur distanziato, vince ancora. Ci si affida infatti più alle persone che alla tecnologia. Poco meno di un cittadino su 10 sta scegliendo di prenotare l'inoculazione con la comoda e veloce web app. Un dato forse viziato dall'età media delle fasce di destinazione della campagna vaccinale e che potrebbe verificare un'inversione di tendenza dalla prossima settimana. Da lunedì 10 maggio infatti saranno aperte le prenotazioni per tutti i cittadini di fascia di età compresa tra 55 e 59 anni senza patologie croniche. Nel dettaglio, in base alle rilevazioni della giornata di ieri, 6.145 prenotazioni sono state effettuate nelle farmacie, 1.738 tramite il call center regionale, 765 da web app, 3 nelle strutture private e 1.133 agli sportelli delle aziende sanitarie e nei reparti. E la cronaca, una famiglia di Forni di Sopra è stata evacuata precauzionalmente dalla propria abitazione della località di Ausa a causa del distacco di rocce dal versante retrostante la dimora. Oggi e nei prossimi giorni il sindaco e la protezione civile regionale valuteranno lo stato di pericolosità della frana al servizio. E allarme a Forni di Sotto in località Auza, dove ieri si è sganciato un masso da un gruppo di rocce dietro un'abitazione dove vive una famiglia. Pareva fossero rocce compatte, dice il sindaco Claudio Coradazzi, perché da decenni che queste pietre insistono sul terreno senza creare problemi. Quella che si è staccata è del peso di circa 10 quintali ed è finita contro la casa. Il problema, continua il primo cittadino, è che se dovesse sganciarsi anche tutto il resto del conglomerato, il distacco metterebbe in serio pericolo il fabbricato residenziale.
Così il sindaco ha immediatamente inviato una comunicazione alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, che oggi eseguirà un sopralluogo per capire il da farsi e per capire se ci sia o meno pericolosità di sgancio di altri massi. Abbiamo preventivamente chiesto ai proprietari di uscire da casa la notte grazie alla disponibilità dell'albergo diffuso Dolomiti, che ha consentito a ospitare la famiglia sfollata. Nei prossimi giorni vedremo il da farsi e cercheremo di capire come intervenire per mettere subito in sicurezza l'abitazione. È una rissa tra cittadini bengalesi questa notte intorno alle 22 nella zona di via Sant'Ambrogio a Monfalcone. Un gruppo di stranieri si sono affrontati anche scagliandosi delle sedie. Dopo l'allarme sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Monfalcone. 2 persone sono state trovate a terra, ferite sono state trasportate all'ospedale di Monfalcone. Sono in corso le indagini e sono in corso le acquisizioni delle testimonianze da parte delle persone che hanno assistito alla rissa, le cui cause sono in corso di accertamento, e anche da parte del titolare del locale vicino, che comunque non è coinvolto nella vicenda. È un nuovo attacco hacker, viaggio attraverso gli SMS che vengono inviati agli smartphone che invitano a ritirare un pacco in giacenza. A mettere in guardia gli utenti e la Polizia Postale delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia, raggiunta da diverse segnalazioni di utenti della nostra regione che sono finiti nella trappola. Vediamo come ci si può difendere. Attenzione alla cosiddetta truffa del pacco. Continuano a pervenire alla Polizia Postale di Trieste e di tutta la regione numerose segnalazioni da parte di cittadini preoccupati per la ricezione di un SMS contenente informazioni relative a un presunto pacco in giacenza e di cui monitorare la spedizione. Il messaggio contiene un link che è la chiave d'accesso ai dati sensibili presenti nel nostro smartphone. Il testo è più o meno sempre lo stesso e si riferisce a un pacco in arrivo o in giacenza. Può capitare che il testo inviti l'utente a tracciarne la spedizione. A volte il testo invita ad agire entro 48 ore, altrimenti il pacco in questione verrà restituito al mittente. Cosa fare? L'unico modo per proteggersi è quello di non cliccare assolutamente sul collegamento ipertestuale contenuto nell'SMS «Il tuo pacco sta arrivando». Il link infatti riporta a una pagina che invita a effettuare un pagamento per sbloccare il pacco in arrivo. È così che poi gli hacker accedono alle informazioni personali degli utenti. Per qualsiasi necessità o dubbio è possibile consultare il portale della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, raggiungibile al sito commissariatodps.it. È un'ampia pagina, quella economica. L'Assemblea dei soci di Friulovest Banca ha approvato questa mattina nella sede di San Giorgio della Richinvelda il bilancio 2020 con la modalità del rappresentante designato. L'esercizio si è chiuso con un utile netto di 2,5 milioni di euro. L'assemblea dei quasi 8.000 soci di Friulovest Banca ha approvato con la modalità del rappresentante designato il bilancio 2020. Nonostante la pandemia, l'utile netto è stato di oltre 2,5 milioni di euro e tutti i parametri di produttività e solidità dell'istituto di credito sono in costante crescita. Trend pienamente confermato anche nel primo trimestre del 2021. I numeri sempre sulle masse intermediate confermano il trend positivo. Siamo cresciuti di oltre 90 milioni di euro sulle masse intermediate in questi primi 3 mesi dell'anno, gran parte sulla raccolta diretta, ma anche gli impieghi e la gestita hanno dato segnali veramente molto buoni. Di soddisfazione sono i conti correnti aperti nella prima parte dell'anno e da segnalare poi l'apporto della nuova filiale di Fontana Fredda aperta a metà febbraio, che si è contraddistinta in questa attività. Friulovest Banca guarda al futuro con serenità, anche grazie alla scelta di ampliare le riserve a copertura del deterioramento del rischio di credito. Abbiamo approvato un bilancio molto significativo e importante, un bilancio che vede una banca equilibrata, una banca solida. Abbiamo aumentato di molto quelli che sono i parametri di solidità della banca. Abbiamo patrimonializzato per 2,5 milioni la banca, quindi il nostro patrimonio è anche cresciuto. 2021 è l'anno del 130esimo, abbiamo una progettazione in corso, siamo lì ad aspettare che si allentino le misure anti-Covid e poi partiremo con l'attività sul territorio. E il tessuto delle famiglie
friulane più a rischio, è stato intaccato dalla crisi innescata dalla pandemia. Assicop Friuli Venezia Giulia è scesa in campo annunciando aiuti economici sotto forma di buoni acquisto. Partner di questa iniziativa le Caritas diocesane che ben conoscono le maggiori fragilità del territorio. Sentiamo. Assicop Friuli Venezia Giulia ha deciso di aiutare le famiglie più in difficoltà per la crisi pandemica, devolvendo 17.600 euro, suddivisi in 704 buoni alimentari da 25 euro. Bisogna avere l'attenzione verso chi purtroppo ha subito conseguenze, ha subito perdite di lavoro, ha subito contrazioni dei propri fatturati e del proprio tenore di vita. Un progetto importante costruito con Lega Coop, le sue associate e le agenzie Unipol, sostanzialmente dare dei buoni alimentari di prima necessità in questo particolare momento di pandemia che ha toccato anche i temi sociali ed economici delle famiglie. Saranno 4 le Caritas regionali a individuare le famiglie che necessitano maggiormente di un aiuto. La distribuzione e la conoscenza delle persone e delle famiglie non può essere lasciata così al caso, no? Ma dentro una organizzazione efficace. Le famiglie che entrano in povertà sono in crescendo. Un mondo che cade e che in qualche modo cerchiamo di sostenere attraverso non solo la distribuzione, ma attraverso le relazioni e l'ascolto, per esempio, la visita alle famiglie dove è possibile. E nonostante le difficoltà legate alla pandemia, Aspiag Service, la società concessionaria del marchio Despar in Triveneto ed Emilia-Romagna, ha chiuso il 2020 con risultati in crescita, ovvero con un fatturato di 2,434 miliardi di euro e un utile netto di 38 milioni di euro. Un bilancio positivo che permetterà all'azienda di investire oltre 390 milioni di euro nel triennio 2021-2023. I dati sono stati illustrati questa mattina e segnano come anche il 2020 sia stato un anno di crescita per Aspiag, che ha registrato un più 5,3% nelle vendite e un più 4,7% nel fatturato al pubblico. Sono 96 milioni di euro destinati agli investimenti e 281 i collaboratori in più rispetto al 2019. Questi gli indicatori principali che testimoniano l'ottimo andamento dell'esercizio e che permetteranno al player della GDO di incrementare ulteriormente dell'11,45% la propria quota di mercato nella trading area di riferimento. Ed era l'ultima notizia del nostro TG delle 12.30, ma l'informazione in diretta torna tra pochissimo con A voi la linea, con collegamenti e contributi dal nostro territorio.